Ricorre oggi il giorno della memoria che ricorda l'Olocausto. Alcune delle iniziative ad Agrigento che hanno rievocato la Shoah e le persecuzioni naziste. È la più grande tragedia umana mai avvenuta, una delle più esecrabili e violente pagine di storia, una catastrofe crudele che ancora oggi, a distanza di 67 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz, ormai luogo simbolo e anche il ricordo macabro di quanto avvenuto, brucia nei cuori di chi ha vissuto nel racconto dei propri cari un dramma indiretto che però fa tanto male. L'Olocausto è il ricordo delle vittime della Shoah, commemorati in una giornata ufficialmente istituita il 27 gennaio, per non dimenticare una parte importante e profondamente brutale della nostra storia, per scuotere le coscienze, per spingere la gente a chiedersi come sia potuta accadere una tragedia simile. È importante vigilare contro il negazionismo, ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, intervenendo alla cerimonia del Giorno della Memoria al Quirinale, creando, ha aggiunto, una scuola della memoria, miglior antidoto contro antisemitismo, xenofobia, intolleranza e violenza, fenomeni da stroncare sul nascere e che avvengono ancora oggi. Tante le iniziative dunque organizzate dagli istituti scolastici dell'Agrigentino per non dimenticare la brutalità, la violenza che si è perpetrata ad Auschwitz e nei tanti campi di concentramento, dunque per ricordare lo sterminio degli ebrei. Anche il Liceo Classico Empedocle ha organizzato un interessante convegno e ha scelto come location il Museo Santo Spirito di Agrigento. Il 67° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, che quest'anno si celebra con la giornata della memoria, è un momento che la scuola deve attenzionare sicuramente in maniera specifica e particolare e non semplicemente per un obbligo di carattere istituzionale. Lei è stata una delle relatrici nell'ambito di questo interessante convegno organizzato dal Liceo Classico Empedocle nel giorno della memoria, un giorno importante per non dimenticare. Sicuramente, peraltro il percorso che abbiamo proposto ai ragazzi è partito dalla dimensione architettonica della casa in Grecia e a Roma per capirne bene il valore dal punto di vista affettivo, la dimensione affettiva della casa, per capire poi lo strappo e la violenza subita da chi perde i propri beni. Abbiamo affrontato l'argomento del giorno della memoria sotto una chiave diversa, quella della lettura di romanzi in cui viene descritto lo sradicamento di ragazzi, di famiglie dal proprio focolare domestico. Qual è il libro che ti è piaciuto di più? Con le mie classi Ho sognato per anni la cioccolata di Trudy Birger. I miei nonni hanno subito questa esperienza sulla loro pelle. Il mio nonno paterno è stato deportato in un campo di concentramento e soprattutto penso che questa esperienza non debba essere importante solo per me, che ho avuto l'occasione di sentire i racconti dei miei nonni, ma debba essere un'occasione per riflettere per tutti coloro i quali che in un certo senso si trovano anche lontani da questa tematica. Ricordare non solo attraverso la lettura ma anche grazie alla filmografia che è cospicua su questo argomento e la recitazione, come hanno fatto gli allievi dell'ITC Foderà di Agrigento. Un gruppo di ragazzi è stato ad Auschwitz con me e devo dirti che da quell'esperienza sono venuti fuori rinnovati, pieni di rabbia, pieni di voglia di raccontare. Siamo partiti da qui, da questo desiderio di raccontare, e allora un laboratorio di scrittura creativa dove abbiamo pensato di mettere sulla carta storie tratte da testimonianze e da racconti di ebrei che avevano sentito questo bisogno di raccontare. Dicevo oggi ai ragazzi scherzando che l'Italia soffre di un eccesso di legiferazione anche sulle feste. Ecco, la festa di oggi, il ricordo di oggi non è un momento sciocco, un momento superficiale, un momento che veramente deve farci riflettere. E io credo che la memoria, che è uno strumento appunto molto complesso, stratificato, molto articolato, debba essere utilizzato proprio appunto affinché il nostro ricordo, il nostro passato, la nostra storia sia anche
anche quella più recente, servano appunto a non ripetere gli errori. Noi come istituto quest'anno, come sempre, abbiamo voluto sottolineare questo momento proprio per riaffermare il ruolo della scuola in una celebrazione di questo tipo, che vuole essere quello di creare l'effetto nelle giovani generazioni di una consapevolezza che porti e spinga al rispetto reciproco tra esseri umani. Se capire è impossibile, diceva lo scrittore Primo Levi, conoscere è necessario.